E buongiorno a tutti. Chisa Ostalin. No. No, dicendo il video cacciatore leggendario come i video da ieri. La misteriosa archeologa. No, cangiare i perché. Arrivo da boda cangiano i perché. Oh, bello, tratto come serve a me. Va bene. Andiamo questi ragazzi coltelli d'arancia attorno, proviamole.
Okay? Okay, well thank you. Ok, Bye-bye. bye. Ciao Inge, ciao Bare. Ciao Andrea, buongiorno Bare. Posto? Sì, dobbiamo da Call of Duty. Beh, sono buttato, è un moscio solo. Bastardo, ieri mi ha ammazzato l'ultima partita di cocci di notte, sto cazzo di porco colori di merda. Fanculo. Casiamo. Bello, come della mitragliare mille piezzini e non avevo perché ho voga. Ci sparo. Una volta non un mazzo perché sogno crudele. Cioè, no. Anzi, all'inizio un mazzavo per non farlo soffrire, magari, va bene? Ma si ammazza perché fa scroscio. E se ci toccano uno vicino, quando ci passano avanti, lui comincia a energire, se ci toccano vicino ti sgamma. E oggi Street Fighter compie 30 anni, che questo. Pazzesco. Street Fighter è stato un gioco tipo negli anni 80. C'erano già i console, no? Però c'erano i giochi da sala giochi, no? Le spacchiose, Mortal Kombat, più Street Fighter, insomma, io che avevo avuto solo la sala giochi, poi giocare la sala giochi e poi c'erano io che avevo da casa, o Super Mario, Sonic e tutte le giocate. O Super Nintendo, ma ricordo Street Fighter, arrivavo delle case che tutte, era la prima volta che era un videogioco così famoso peraltro, così famoso che, come si dice, da sala giochi, arriva che in tre case e tu praticamente giochi a casa come se giochi a sala giochi. E poi si è visto come finiva con un gioco. Ora io che sono a casa, a sala giochi, si gioca. Oddio, non ci si gioca o Tekken, Hitman Dance, ci sono i sala giochi ancora. Fatte in un certo modo, non è che non ci sono, ma non è giocando una volta, c'era una sala giochi per paese prima. Nino, c'era una sala giochi per paese. Fare il bordello sti pezzi di merda. A pa' fare. La cosa è che è bianco, quindi entro i 30 metri non c'è nessuno, quindi sta pistola è troppo forte, è una mitraglietta questo perché diventa. Vediamo l'inizio, mappa giornata, vai. Prossimo indizio. Vicino. Ecco che schifo. Mettere su buono. Mettere su buono. Schifo perché sempre solo che c'è un uomo. Uscì falena sempre. Uomo, per favore. Che smuttavo. Ma se muttavo, mia, in sostanza, parecchia altro lui. Assurdo. Assurdo, casi esistono, ma che complimenti anche falene. Ma che andate conto? Faccio un altro lui. Oddio, sul punto si ammazza, che proprio super cose. Questo cazzo di cutietto si manco. Non voglio fare scroscio.
zombie, porca la puttana. Senza stamina. Esci qua. Senza stamina. Questa qua. A me neanche così no, magari a fuoco magari si può bastare. Tutto questo per non fare scoscio, per non morire fare scoscio. E insegnare meglio a trovare questa cazzo di cutella. Andiamo là. Le cutelle, amore. E insegnare meglio a trovare queste macchine cutelle. Cazzo vuoi ora? Da voce. Puttana, la voce se non ho ragione. Vedo un sacco di tempo questi pezzi bastardi. Ragazzi. Minchia attorno. La sacca di cazzo, c'è tanta raga, va. Bianco, non c'è nulla. Vai, ragazzi di cuore. No, ma non si è ripigliato due pezzi di energia, ma bruciavano troppo sempre due pezzi di energia. Di solito si ripiglia. No, è qua, c'è solo che qua. Spari due risi. Già ammazzare. Come c'è torno questi bastardi. Qualcuno mi fa perdere. Cazzo di cutella, mi spiace, ma non vanno per me. Attorno.
di stamina. Dai. Ma che meccino! Cazzo, questi cazzi di falene! Oh ma cazzo! Che c'è l'auto? Basta, ci spagli un danno, basta, mi sembrava. Ci spagli un danno, basta, ma la faccio scorsi, non fa cuore. Quindi tutto problema qua, che cazzo è? Mi fatto sfardare, ma viene di porco puttana qua. Che energia. E che cazzo. Da 2 a 2 poi, oh. Vediamo come l'ha fatto perdere. Ma come funziona? Sì, funziona proprio. Attorno, non scrive sempre. No. Cazzo è? Eccoci coglioni. Oh mamma, che molatore. Tutti ci sono, guardi. Adesso vinto sono quello. Uscito bene. Sì, già uscite le spade vanno. Vicino c'hai un affare, uscire, scappare. Comunque la taglia è solo uno, quindi che ce n'è un'altra. Può essere il singolo che ha pigliato. Questo se ne è scambiato con la spada, mi sa che se ne è scappato. Questo è un'altra taglia. Ma c'è un gioco cazzato. Non ne ha pigliato solo una. Adesso ce n'è un'altra. Questo secondo me sta andando a mollare. Non lo so. Dai. Gente. Più zombie che gente che si. Oh, mi fregare. Abbastanza lontano, vorrei. Attorno lì che c'è. Non è. E allora si stanno ammazzando con la taglia. Guarda. E lì c'è un zombie che... Dai, un me.
spieghi come fanno fuoco. Mi sta creando troppo problemi sta stronza. Troppo problemi mi sta creando. A merda. Muoviti, vedi, muoviti. No, già ce n'è, no. Basta. Ragazzi. Vaffanculo. A discrezione, vaffanculo, non fare scruscio, ma che cazzo è? Comunque là c'è un'altra taglia. E se devi pigliare. Carica. Andiamo qua. Porca, non sono scappati. Ancora no, è vicino. Incredibile. Incredibile, è vicino questo merda. Una cosa pensa che sparano un pazzo. Esci da panna, vaffanculo. Auto ce n'è, però. Diavolo, l'auto. Vaffanculo. Ma che coglioni, ma che cagano con l'altro. Cioè, che belliccio. Esci e torna, esci. Esci e torna, no. Ma mi sta giocando. Insomma. Ah, so che qua bene. Sì. Vedete. Sono due. Cioè. Ma c'era un terzo che inseguiva, che era quello che ha visto proprio all'inizio appena gli ha trovato qua. Si sta pianando un secondo fermo e da testa che si che boom. C'è un auto che ha mucciato comunque. Questi sono i cacciatori, se ne stanno scappando con la taglia, sicuro. Infatti. Gioco già finito lontano, non c'è qua. E ci ha visto a Siri in verità. Il primo che ha visto. Non stiamo, lo stavo fucilando.
qualcuno c'ho che mi punta. Cioè, si sta avvicinando meno. Poi sta puntando alla porta e appena esce sono morto. Ah, posso giocare a porta senza che c'ha, ma guaglio. Aspettando che ne esce la testa piano piano. Tutte cose accade. Tutte due. Tutte due. Tutte due. Bastarde. Bastarde. Ah, verde mi volevano fare. Bastarde maledetti. Gioco magari il cabana, muoviti. Non hanno tagli questo però. Devi curarmi. Bastardi. Non hanno tagli questi, ma questi non so che perché tagli. Questa è una squadra, raga. Vediamo. Legno, mega cecchino. La pistola è qualcosa che è allucinante, che cosa questo perché è mitra. Non so tagli però, non ci sono tagli. Come ha dato? Cosa può curare? Attenzione, non la abbiamo perché sennò è headshot. Cioè, no headshot, sennò con un corpo, pezzo magari morto, magari non mi pigliano dalla testa. Fanno cazzo su queste che dai, io penso che sono ancora messo carino ammucciate. Sì, ancora a caso. Ancora a caso. A meno che non sono morte e ci si taglia in terra. Non lo so. Non lo so. Riuscite qua. Vabbè spalle, poi vabbè ci sono stato giù lui. Che hai fatto l'uccisione, ma scirami così. Oddio, me ne scisse su per poter potenziare ancora ci sia cacciatore. Però ci non metto andare fino alla fine. E su lui taglia. Un'altra coppia che se ne. Un'altra coppia che se ne. Questa è un'altra coppia che c'è qua. Scusate. All'uscita se ne stanno yendo. Uomo c'è che va. Provava su. All'uscita stanno yendo. C'è la fice come sa. Cazzo è pure. C'è l'uscita. E tutto qua. Ma come so? Mi posso fare ancora. Fanno potere però non mi scudiamo. Dicevo. Andate da bagno sì. C'è ce la fa. Che ce la fa. Che compagno. Non lo so ma che ce la fa. Sì. L'auto a me. L'auto. Ah, è più sharp per forza.
Piazzi bastardo! Piazzi bastardo! Non ci credo! Ha muddato un candelotto prima e morto, piazzi merda! Piazzi bastardo! Piazzi bastardo! Assurdo! Aspettate che già ce ne sono. Assurdo, non ci credo. Che t'ha visto, Vince? T'ha visto? Partita perfetta, mi pare. 3 kill erano. Ammazzai una coppia. Piezzi furbissimo, è stato furbo e magari piezzi di merda. Ma la posso aver vinto fino all'ultimo. Dici se morri a morire, magari tu. Assurdo, mi pare. Ciao Romeo, io in gesso, lo sai che è in gesso, piezzi di merda. Mia partita perfetta, mi pare, 3 kill, recupero taglia. Cazzo, sparto la perso il cacciatore, Lo potere chiedo. Era comunque un leggendario, mi sa. Aveva un nome dorato, quindi insomma che trucchetti li sape tutti. T'ha insegnato una cosa, da stare attento fino all'ultimo secondo, a stare attento, a sto cazzo di occhi di merda. Minchia, un candelotto di dinamito canto, sì. Io imparo, sono messo nell'aria, sì. Mi ha scoppiato a metro. A metro mi ha scoppiato. Porca puttana. Mi fece pensare alla partita sti pezzi di merda. Oddio, devo trarre quindi circa mi dicendo solo il cacciatore, mi faceva andare proprio a un moscio cacciatore, non andava che perché, e spartito solo perché giusto puntato. Porca puttana, porca maledetta. E l'inizio che stavano adorando, guardate, non lascio. Avete nervoso. Avete nervoso. Fino all'ultimo, è stato proprio un gesso, è stato un gesso. Non mi ha usato. Assurdo, guarda. Assurdo, vabbè. Cazzo. Assurdo. Cazzo mi pare. Ah, che schifo. Penso. Prima era meglio. Prima era sicuramente meglio, vaffanculo. Ero già perché che mancavo. Abbolavo. Ora per esempio non manco perché per la pistola a cadere. Un attimo che rimetto questo vede. Sì, hai perso. Cioè, lo devo ricomprare. Lo ricompri, il cacciatore leggendario. Allora, vedendo com'è. Tocca ogni volta hai tipo 4 cacciatori, per dire, no? Uno è gratis, lo giù ci sono a accattare. Il gratis ovviamente non aveva quasi un cazzo con armi precise, e che invece chi steccare. Vedere, gli hanno l'armi, ma gli hanno magari i tratti. Minchia che sto necromante, perché hanno magari nemici lontani. No, con tutti i tratti. Il cacciatore leggendario attaccante. Poi tutte le volte lo puoi ricomprare un cash block e poi tutte le volte lo puoi ricomprare che monete. Che calcio 100 lo puoi ricomprare tutti i voti, te lo dà, che lo hai pigliato, te lo dà vuoto di armi e equipaggiamento, però con 3 tratti, 3 perk già caricate, e di volta in volta sono diverse però. Guarda come pierde e portano toccati, i primi giri uno è diverso tutti gli altri. A build che aveva Andorra, che era la perfetta, era perlomeno build iniziale, per capire un potere che non dà più sparare a maciaglietta, va, in poche parole, capisci che se non avesse avuto questo potere, quando ammazzai il eroe, è difficile che ammazzava, perché già prima mi aveva cogliuto.
Io prima per coglioni, curto e curto. Ta porca puttana. E spendiamo soldi. No, i cutedda vaffanculo. No, magari questo ne spara. Cioè, a sapere dare più che altro, no vaffanculo. Però a sapere dare. A sapere dare. E avevo portoresca, dai. Non ne uso mai, ma però. Datemi porto. Cose ring. Non è due, segno solo, non può passare nudo. Ah, sti che poi un moscio, che hai visto come si ammazza un moscio velocemente. L'ultima cosa, che cazzo mi hai a portare? Bomba avvelenata, no? Abbiamo portato quando ero gelato. Vuol dire che due gelato, per esempio, non è come che due normale. Che due normale se stava andando all'acqua non ne sparava. Che due gelato sparava magari andare all'acqua. Figlio di puttana. Che è stato proprio un bastardo, è stato. È stato un bastardo. Uè, che bastardo, Giuffredo. C'è l'ultima partita, ma ricordo che c'era il Coccabanno. L'ultima partita, che ne sapevo, progresso. Ultima partita. Capito che della missione, vabbè, ok, no. Un Dorico t'ha ammazzato, no? Che è sfida? Un oggetto di supporto. Sfida completata, ah. Acchiappo. Ah, bomba flash. Buona vedere! Chi è che sto qua? Uccidi 150 nemici con un colpo alla testa, 3,25 blood point. Ma non manco sapere che c'è cosa che sfide che così. Commenti delle prove, no? Questo ancora non hai fatto niente. Minchia, vorrebbe come che no. Cazzo, questo provai a fare. Vorrebbe come che no, e provare buono. Minchia, un tartufai. Allora, con in questo momento il commercio di tartufi. Perché si chiama tartufai? Che cazzo è me? Ah, un Spectre. Ah, minchia, ma se fai le prove, te una bella cosa. Uno per il calzolaio. Ma sanno a fare queste prove allora, ok. Adesso facciamo partita classica. Vai. Ricambio con la stessa moneta. Il tizio di prima, non mi ricordo il nome, l'ho letto, ma ora non me lo ricordo più. Difficile che lo ribecco, oddio. Oh, lo potrei anche ribeccare, comunque da matchmaking. Il matchmaking sembra fatto bene, sono molto livellate le partite comunque. Tartufai, vai. Fa pisciare. Sì, perché c'è scritto che è fatto con... Vediamo, aspetta, dov'era? Progresso... Tartufai. No. Come cazzo è? Ok, acquistato con i grossi proventi del commercio di tartufi. Questa baionetta Spectre 1882 ora compete per un premio assai più pericoloso. Cioè, la vita, ho capito la muoite. Partita trovata. Ripagare con la stessa moneta. Beh, sicuramente se mi dovesse mai accadere di essere pushato nel frattempo che sto per fare l'estrazione, sicuramente. E ci penso, sicuramente diet. Ma tu giochi Romeo? Lo conosci il gioco? Di un sì, bar. Io tartufai. Sì, ho visto mio fratello giocare, risate perché è inghiappato di Catania. Catania, sì, bello, non pare. Ma PC o console, non pare? Perché non gioco cazzo con crossplay. Tra console sì, console PC no.
La solita storia, controller contro mouse e tastiere, bla 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 bla. Che voglio dire, la capisco la discussione. Ed è del tutto comprensibile a livello competitivo che tu separi mouse e tastiera da giocatore console, ok? Ma a livello for fun, cioè fai giocare la gente, vai, voglio giocare con un amico mio che aveva per console, non a poter giocare, a livello for fun, tutta sta differenza del Jeffrey. Io magari apro la strasura perché siamo fuori. Sai che tu che fatti a qua, perché siamo fuori. Beh, ci sta qualcuno. No. Tale come spaccanziva. Gioca su PC, minchia, un paio, allora potremmo giocare assieme, io magari segno su PC. Possiamo giocare assieme, ragazzi. Porca boia, minchia, l'anno giocare. Perché io c'ho schifo, un mazzo in cao, un mazzo in cao, non ho più problemi. Ah, che sì. Niente. Dietro tutti però. Quando tu spari si scatena la catena dell'audio, la catena del suono. Non solo hai espressioni che ti individuano gli altri. Ma che cazzo c'è che subito un motion cagliare al primo colpo. Un motion cagliare al primo colpo, dai. E allora non ne facciamo fottere però. Ora mi ammazza tanto lo sai. Questo non l'ho combattuto quasi mai in maiale. Giù qua che c'è in bagaglia sta cosa in guarda. Vai. Vai che pagavo, vai che pagavo. Vai che pagavo. Corri, corri, corri. Quando cazzo scoppia mai? Quindi ora se io via la mossa che già poi con questo modo di danza. E farà il fuoco, non è farà sempre una foto sul produttore. Vai, vai, come che? Perché sono tornato? Vai, ma ne cosa tu questi, cosa? Vai, come che? Ah, la frangata mi sta mangiando. La frangata mi sta mangognando. Merda, già c'è gente, seguiamo. No, no, merda, non è sto bastardo. Ciao, figli di puttana, ma non dire a cagare con cazzo. Non dire a cagare. Il ragazzo mi ha sparato, sto pezzo di merda. Ovviamente. Il ragazzo mi ha sparato, sto bastardo. No, porca... Io ancora non l'ho fatto sinceramente, ma giocando a giochi sparatutto penso che mi scippano la testa sto mostro. No, ma dai, guarda, i mostri si ammazzano alla fine. I mostri si ammazzano alla fine. Il problema è la strategia che tu hai e gli altri cacciatori, cioè gli altri player, come sta vedendo. Un mostro hai ammazzato magari da solo. Soprattutto se ti porti la bomba adesiva, perché questi figli di puttana che fanno? Ma fottete magari l'Italia, te erano in due peraltro. Ma che un tale! E cassupri i figli di puttana, ma... Erano cassupri, erano i figli della puttana. Ma come cazzavi a birra? Gli sucaminghi. Abituato a pushare con diversi sparatutto
No, no, un mostro non ne ho problemi. Il problema è la strategia, come ti muovi sulla mappa, se riesci a essere abbastanza silenzioso, lo spotting, cioè l'individuazione con nemico degli altri player. Poi sì, come vedi non è... C'è chi gioca in modo un po' più frenetico, ma stava parlando che di Prestigio 50. Cristiano insomma gioco una mattina sì, ok. Però il gioco ragionato di solito è alla base, diciamo, Riante. Vedi, se io avessi conosciuto meglio sto compound, per esempio, sto edificio, avrei potuto pensare che se minchia forse mi stanno sparando sopra questi figli di puttana, io non ho resuto, che non neanche su scruscio, non neanche su scrusci cose, scrusci porte, non neanche su scrusci niente, e invece... Comunque giochi mouse e tastiera mi sembra di capire, giusto come... Tanto ti invito a lasciare un like alla pagina, ma non dando un po' like alla pagina, non mi interessa, almeno rimaniamo in contatto, quando vado in streaming ti arriva la notifica, se non l'hai già fatto. Oh, questi film su gaming mi fottere la partita, va bene. Oh, ma questo che è una squadra fuori, ma sono sempre lì. Dove cazzo sono? Oh. C'è gente ancora, voglio che c'è. Ma che ne sono ancora a mezzo lasciato? Se nel caso sì che stanno aspettando, mi sa. E vabbè. Due partite giocate bene, due partite sfortunate. Vabbè, chi sta qua ok, ci sta, sono stati furbi da sopra, una in coppia e quant'altro. Un altro cacciatore per andare a munnizia. C'è 130 sorti, ne andiamo porto che lui normale stavolta. Tanti occupa già là, occupa già lo stesso. Oddio, intanto me lo piglio. Vediamo che perco me lo dà. Sì, con tanto piacere comunque di più giocato console perché il PC mio personale mo l'assao. Ho intenzione di farmi uno nuovo. Devo fare prestare da frate ogni tanto, dai, che fa, non te lo cede il posto. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Grazie, Mbare. Thank you so much. Okay. Okay, well, thank you. Grazie, Bye-bye. Mbare. A meno che stiamo in contatto, così va. Dopo ne partiamo. Ma sbloccato. No, l'uppercut wheel a conversione. Wheels, accommodato stavolta. Non ne porto armi io con cazzo marino, visto il marino non ne porto. Così la ripetizione manuale e non ci siamo manco. Uno che buono è questo. E vabbè. Mi fa rimuovere i chat che domani gli 25 blood bones, però per rimuovere i chat. Merda. Ma poi me ne fa mettere una voce, cosa? Non lo so. Va bene, chi stanno andando e chi stanno teniamo. No, non sogno la princesa Catania, princesa Rosa sogno.
Vabbè, il mio paese con Catania ha un forte legame storico, culturale di Portopalo, sogno. Ah. Me ne andrò da Catania. La Catania is burning. Che bella la mia cella. Che schifosa l'arnia, tutta mangiata, pare. Mi ha pestato lasciato solo, pare. Io sono di Catania, ma ormai per Ragusa non potevo picchiare un caffè. E beh, Ragusa da Portopalo sembra lontano, Ci vuole lo stesso tempo che ci vuole pigliare a Catania praticamente, perché un'oretta ci vuole. Da qua per andare a Ragusa, così come per andare a Catania. Solo vabbè che qua fai, non prendi l'autostrada ovviamente, fai Portopalo, Pachino, se non sbaglio Pozzallo, Modica e poi vai a Ragusa. A Ragusa ci sono nato, beh, ospedale di Ragusa, ne scimo freddo e mosoro. Però se ti disse a capitare di venire a Portopalo, magari primavera, estate, al netto con tutto sto schifo con coronavirus, con piacere, mi pare. Allora, ci siamo. Attorno al puerco. Un puerco collare. E patata in due mienzo. Okay. Okay, well, thank you. Sara Bye-bye. DV, grazie, non pare, grazie Kummare. Pare maschera Kummare femmine. Ora facciamo come a chi le facciamo non pare a tutte, maschere, femmine, piccirelli. Poi pare. E un altro pare sono due pare. Vi ricordo che siamo in diretta streaming a reti unificate a uso papa su Facebook, su Twitch e su YouTube, presto anche su Steam, tutte in simultaneo. Su Facebook c'è un po' di ritardo, 10-15 secondi che ritardo la diretta ci so, invece su Twitch e YouTube praticamente zero, un secondo, una cosa del genere, quindi la risposta è più immediata. Che porca puttana. Cioè torno a maiale, ti immagini? Che babbiaci. Ma che sogno torno ad andare a casa dopo poco? Non sai se... O no? No. No. Ho un po' qua sotto forse. C'è qua fuori. Ma perché si sta gelando? Comunque si sogno dopo puerco. Cosa che è qua sotto? C'è stato una scorsa in estate, mi sono fatto una settimana a pescare, ti piace pescare? Ora ti seguo in questo Twitch, ok, grazie Mario. Dove preferisci? Giusto, ho voluto dare un dettaglio. Come cazzo è sto bestia? Ah no, caccio cosa. Ah, eccolo là. Sta fanno, gran bastardo. Non puttana che sta fanno. Già su ufficio come ce l'hai, manco tempo, oh. Manco tempo, l'assassino non è. Cicchio.
giovani va. Occhio quando vedo il porco controllo il tetto. E no, non è sempre nello stesso edificio. Cambia sempre l'edificio, anche la mappa cambia. Le mappe sono due. Se tu non lo sai, magari sei convinto che ancora più spawn è una data, ancora più non c'è una data, ma in realtà le mappe sono due. Io ti pare, passare a caputo. In realtà le mappe sono due. Non so ci sei dire che da scassare c'è minchia. Nel senso se. Sa una giornata di quando sto a colpire il culo. O se gli camminano l'assassino, non lo faccio. Non lo so. Adesso cammini c'ho la francata ma la piatta capito? Ah no, cazzo. Via. Merda, ci stiamo una soglia. Okay. Okay, well, thank you. Ciao Antonino! Antonino Taccone, ma cucina? Ciao pagare. Mio cugino. A caccia. Come se c'è bello coniglio. Yes, parapagano. Allevamento d'error. Sto sparapagando. Oh, no, appustiamo. Facciamoci e beviamo questo bicchiere intanto. Cioè, ma stai pensando ancora a due figli su che minchia correndo rotti di dinamite all'orto. Assurdo. Sa, visto fece che dice no, e morì, magari do gambiezzi in merda e malassavo quando rotto c'era, dobbiamo tutto rendere conto. Chi sarà pronto al suicidio? Parte raccolto una taglia, quasi stanno ammazzando. Hanno ammazzato a qualcuno e si c'è andato a fottere la taglia qua. Ci pare dura. Non mi piace la posizione. Mettiamo in campo. Magari l'auto se ne va. Ah, perché mi dà bene che rompi i coglioni proprio ora. Mi dà bene che rompi i coglioni. Porca dio, cane, levati. Per forza ma per fare bestemmiare. Belli qua. Siete gran bastardi. Due cominciate. Non si vede un cazzo, non si sente un cazzo.
Si vede un cazzo e non si sente un cazzo. Bello cazzo. Vabbè. Sempre da. Uscita? L'uscita è la partita cabana. Ce n'è solo lui. C'è chi da sud magari. Allora, posizionamento mio non è brutto, 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 brutto. Merda. Il posizionamento mio non è brutto, 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 brutto. Vada boom. Ammazzare. Non sparati sta la data. Sparati tanto lontano. Usiamo così uno. Sì, merda. Non mi ha pigliato per niente, non mi ha pigliato, no? Oh, perché Witch mi ha passato proiettili. Bastardo, non è così. Non mi sento muovere, se proprio. Tu magari i zombie, ma cacca con un pezzo. Merda. Ma un nerene. Che cazzo mi ha ammazzato? Sto per capire. Tare. Tare è un nero. Ma avessi potuto. Ma avessi potuto dare mia chiara, questa bestia che sogno magari io però. Ci puntagli che cammi sta un cazzo. Due erano. Sono due, sì, due erano. L'arma leggendaria, non mi pigliate. Non mi pigliate. Ah, pigliamo. Bella, vero, pezzi di merda. Ogni volta che ammazzo una mia serve piena, se portano a casa l'arma leggendaria, lo vedo. I bastardi. Va bene. Che cosa fece? Una me ne esce ancora. Una ma la posso fare ancora. Ci provavano, vai. Ci provavano, a me è capitato anche qualche volta, nel senso ho sparato il primo colpo, l'ho preso, quindi l'ho individuato, magari caricare le porte, per dire puoi sparare, se tu pensi che non mi sono ci provano, e ci riesce. Magari ha visto un piccolo, no che ha visto a me, ma ha visto un piccolo spostamento, una piccola ombra, una piccola cosa, e ci sparo da, pam, e mi pigliamo. E si è scivoso cantando. Sì, diciamo che sì. Di un cazzo è questo. Sì, merda. Ok. Scivoso, che poteva venire. Vabbè. Allora ragazzi, un attimo, un minuto, ora piglio un abbraccio, faccio uno spuntino. Nel frattempo lascio la partita regista, almeno avete che tagliare. Questi se la stanno mollando. No, stanno ieri una rocio cacciatore. Rango 76. Rango 100, chi sto qua, gente, un cacciatore. Cioè, no, una rocio boss, dai, non è. Ma pure io che bevo, rango 76 e rango 46.
Scusa, ma chi è? A coppia, perché non muovono. Ah, con una, questa con una coppia, con una assieme, ok. Chi è cani, bastardi. Di Mexican Penguin si chiama questo qua, pinguino messicano. Fece che scoppiare. Se mi stanno fregando, questi si è gettato proprio con te. E oggi che scruscio, che davvero se mi stanno fottendo. Questo gli film ci ha pensato. Mi sono osservato proprio per malato. Ho capito cosa hai mangiato, va. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye.
Ok, ci siamo. Prima visto chi è che stava bucato in terra sull'ufficio. Guarda, se lo sono fatti Geffredo. Però con Giavai questo cavolo non sapere. Che cazzo è? Ah, c'è vuole. The wind in the church. Allora che sto da dire a me. Guarda, perché se spegne le candele c'è freddo, vai, fanculo, io no. Andatevene a fanculo. Che è? Questo deve essere mosso. Sorbo idrico, ciao un bare. Thank you so much. I soldi scongiano. Uè, i soldi scongiano. Vai, vediamo che torna. Vediamo che ne con. Quando si accapano i soldi se ne parla. Mamma mia, che troppo iniziare una verità visto scura. Se non è male. Ah, fanno cagare tutte e tre. Dio Cristo, fanno cagare tutte e tre. Fanno cagare tutte e tre. Questo non mi serve perché io ho solo e non serve un cazzo. Questo vabbè per non fare scosciare l'acqua se cammina calato. E questo per bere i ciappoli. E bangazzo praticamente. Non ce la pigliare. Non mi servono ma bastano anche i soldi per equipaggiare me cristiani però anche di questa maniera che porta questa porta incendiaria porca last time oh ma manda la spada a sciabola da cavalleria non lo sapeva io non lo sapevo. Troppo sorte sono male così. Senza portare vittoria a casa. Questa trappola ogni volta è 90. Ma la porto. Ma sfossante. Porto di rischio e basta. Uè, caccia e taglio c'è freddo. Ah, stai pensando ancora che devo cantare una video? Pazzesco. No, era bello se si faceva una clip. A proposito, sia su Twitch che su Facebook, su YouTube non lo saccio. Voi che guardate avete la possibilità di tagliare delle clip, nel senso, succede una minchiata tipo che da Candarotto per dire no. Se voi schiacciate c'è il tasto apposito, che è tipo la cosa con lo jack che lo cinema, no? Schiacciate quello e potete generare una clip automatica di 30 secondi su Twitch se non sbaglio e un minuto su Facebook. La genera automaticamente. Nel momento che succede la minchiata e abbiate scacciate, fa birra l'ultimo minuto, fa birra in poche parole, no? Poi quando io finisco lo stream, ste clip le potete condividere pure voi ovviamente, ma ste clip io le vado a vedere e io posso condividere su Facebook, su YouTube, insomma le posso condividere e magari ci metto clippata da Tizio, clippata da Caio, se avete i riferimenti social ci mettiamo i riferimenti social
e magari stava ispirato. Mi metto gli occhiali grossi, mi tolgo gli occhiali grossi, faccio un bracchi.
Okay. 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 Well, thank you. Okay. Bye bye. Ah, cioè il microfono staccato, me ne sono accorto solo adesso, in poche parole. Ciao Volpone. Oh, dicevo, io gioco spesso al solo, no? Mi piace tanto il solo, perché gioco un po' più, mi piace giocare un po' più ragionato, un po' più lento. E in coppia ci sto giocando pure con mio figlio. Solo versus duo, no, solo versus duo, non versus trio. Ma che raggio d'azione c'ha il potere, ad esempio? Io c'ho il potere, ma che raggio d'azione c'ha quando io lo utilizzo? E qua nessuno. Questa parte non ci sta nessuno, andiamoci. C'è il raio finito.
Recupera. Se non sbaglio c'è che adesso attorno alla zona che vedi nella mappa. Ah, all'interno dello spezzone di mappa praticamente funziona. 150 metri, ok. Cazzo, cani. A quei cani ho un sacco di difficoltà tutte le volte. Dimmoratore. Me lo scordo tipo e consumo il potere senza motivo spesso e volentieri. Deve essere bello giocare con proprio figlio, sì, assolutamente. Adesso c'ha quasi 9 anni. Giochiamo assieme da sempre. Da sempre. Già a 3-4 anni lui giocava a giochi tipo Ark, Conan, Survival, no? Eh sì, gliel'ho preso un paio di settimane fa, però lui era, come dire, reticente a giocare, non voleva giocarci. Poi abbiamo fatto un video insieme, dopo che l'ho preso, ho fatto vedere tutto il sistema di personalizzazione, ho dimenticato di nuovo. Di personalizzazione, diciamo, del personaggio, no? E allora lui si è intrippato. Poi abbiamo cominciato a giocare assieme, abbiamo vinto qualche partita, qualche taglio, ucciso un po' di cacciatori, no? E lui ha preso il gioco. Io ho 39 anni. E anch'io gioco praticamente da sempre, dall'età di 7-8 anni. Cominciato con Commodore 16, Commodore 64, le robe lì. Nintendo 8 bit, Super Nintendo 16 bit, Game Boy, Sega Master System, Mega Drive, PlayStation 1, PlayStation 2, quando si è passato ai 32 bit con il lettore CD, il Saturn non ce l'ho mai avuto. Ho provato forse in un negozio una volta, ma non ce l'ho mai avuto. E poi sono passato al PC. E da lì alle console ci sono tornato, ma ci sono tornato solo ultimamente un anno fa con Xbox. Ho preso Xbox con la questione del pass, col fatto comunque che molte cose sono simili al PC, come per esempio, che ne so, il fatto che puoi comprare i serial key e risparmiare un bel po' di soldi sugli acquisti, dei giochi. Oh cazzo, sono un coglione. Vabbè. Cioè se perdo la partita per una minchiata del genere, era vero, sono allontanato troppo. Perché avevo fatto una piccola sala LAN in negozio da me, con 5 postazioni Xbox e una PC, più una postazione fuori in veranda, vabbè. Sono rimasto piacevolmente colpito dall'Xbox comunque, era tanto che non prendevo una console, cioè che non avevo proprio una console mia in casa, e mi ha piacevolmente colpito. Poi vabbè c'è il pass è condiviso con il PC, secondo me è l'accoppiata perfetta, cioè andare a prendere PlayStation, ma oggi più che mai peraltro Xbox è molto più performante, è più performante perlomeno di PlayStation 5. La questione del pass e quant'altro, cioè andare a prendere PlayStation, a meno che non sei proprio quello affezionato, proprio sfegatato di quelle 3-4 esclusive Sony, che ti devo dire, The Last of Us, Uncharted, cioè a meno che non hai quella cosa lì, cioè non ha senso comprare PlayStation. Avevo la Tiger Amiga 600, sì, conosco. 32.
Sala Run e qui ad Augusta c'è il deserto in quel settore, peccato. Tra l'altro Augusta vede fibra. Se non sbaglio si porta che sta passando la gigabit ad Augusta. Negromante, vai, l'ho sbloccata finalmente. Questa è buona quando gioco con mio figlio per restare. Bella missione. Ah, ma alla fine quello c'è morto. Gli dà cacciatori uccisi uno. Quello con cui è fightato all'inizio, alla fine c'è morto allora. Però il rantolo di morti io non l'ho sentito. Che è morto? Di sanguinamento. Bella. 21 punti. E allora, innanzitutto questo, diventa una mitraglietta la pistola a catena con questo. E allora, qua io ancora non ho capito se il Betterli, come cazzo si chiama, è un fucile a leva o a ripetizione. Io ho sempre pensato che fosse a ripetizione, ma mi sa che è a leva. Mi sa che è a leva, perché col cacciatore leggendario mi ha dato questo perk la seconda volta. Essendo che comunque il cacciatore leggendario che c'ha l'archeologa c'ha come arma il Betterli col Dead Eye. Oh, perché non l'ho potuto constatare sta cosa alla fine, che rimane in modalità mira anche dopo aver sparato un colpo. Se vai nel Betterli te lo dice, non sono riuscito a vederlo da nessuna parte. Questo è il Betterli. Compagno dice che... come cazzo era? Vabbè, questa è la descrizione specifica del leggendario. Eccolo qua. Dead Eye. A otturatore girevole. Che cazzo significa? È a leva o non è a leva? Da dove si vede? Vista 3D. Ah, è a leva questo. È a leva. No, non è a leva. Per la leva sono tipo Winchester. E allora questo è... come dire, a ripetizione manuale. Oh, io Ventola l'ho messo... Ventola l'ho messo... qua, questa qua a catena. Diventa una mitraglietta, diventa. Un paio di match fa ho fatto fuori due così proprio... come niente. Cioè avevo davanti, mi stavano pushando. Oh, non è a leva a sto punto. Quindi è a ripetizione manuale. Questo qua rimane in modalità di mira dopo aver sparato un colpo con fucile a ripetizione manuale. Ah, ventola per il fucile. Ah sì, ho capito che spari con cadenza maggiore dal fianco. Sì, con i fucili a leva. Ho capito che perco quello che dici. Quindi è questo. A ripetizione manuale. Boom. Poi c'era quello della riduzione dell'oscillazione che è mira inamovibile, mentre si mira con un fucile. Quello con il Betterli non te lo fa usare, quindi escludi proprio che sia a leva. Cioè, quello che non mi fa usare col Betterli. Sto capendo. Comunque. Intanto metto pure questo. Questi sono i perk d'attacco. Ah, il talento per sparare dal fianco. Sì, sì, sì. No, con Betterli non funziona. Fucile a leva, dice. Continua a utilizzare l'ottica Dead Eye durante il caricamento dell'arma. Questa è bella pure, però aspetta. Andiamo sui talenti difensivi.
serpente veramente mi serviva. Ah, c'è il necromante, ma quello lo raggiungerò più avanti. Allora, minchia, serpente 4, sì. Sì, sì, ho capito qual è il talento. Dal fianco. Necromante ancora no. Passo felpato più avanti. Cosa c'è ancora per l'attacco? Girapompa non mi interessa. Cadenza di tiro maggiore dal fianco quando si usano fucili con leva. Questo qua è quello che dicevi prima. Non mi ha fatto un cazzo di lanciare. Mi potrebbe interessare di rimanere in modalità mira con il Dead Eye mentre ricarico. Se sto fightando magari è molto utile questo in effetti. Mettiamo qualcosa in difesa. Ridurre qua non posso. Allenamento no, non mi interessa per adesso. Il fuoco non mi interessa per adesso. Oh, questo di allarmare gli animali. Tutti i corvi di merda. Ok. E questo è quanto. Ok ragazzi, adesso devo staccare purtroppo. Cos'è? L'1:30. Diamo un attimo una sistemata a casa. Sì, ho preso il DLC dell'archeologa. Allora, avevo sentito Cleric, il ragazzo campano, no? Fortissimo, con cui ho fatto poi una partita, una cosa allucinante, ha ripulito il server da solo. Che diceva che lui il Betterli comunque non piaceva. Io invece ci ho giocato spesso, è quello con cui mi trovo meglio. Come danno siamo sui 130. Mi trovo bene, c'è il caricatore a 6-7 colpi. Mi trovo con i fucili a colpo singolo e poi devo ricaricare tutte le volte. Con quello, oddio, non è che non mi trovo bene, li ho provati pochissimo perché mi rompo il cazzo a dover ricaricare i proiettili ad ogni colpo. Ah, c'eri in quella live. C'eri in quella live. Lui diceva che non gli piaceva sto fucile qua, però a me piace molto e appunto avevo visto il dorato, avevo già la pistola a catena dorata e ho detto vabbè ci vuole. Non sapevo che la questione come funzionassero i cacciatori leggendari, quello sì. Non sapevo come funzionasse, adesso ho visto che lo puoi ricomprare con le monete d'argento, se vogliamo dire così, dolariante. C'hai un set di tre potenziamenti già installati tutte le volte casuali, però. Sempre 333, sì, sì, sì. Eh sì, mi sono sbloccato pure il fucile, così fanculo. Va bene ragazzi, io stacco qua, perché sennò non arrivo a fare un cazzo alle 1:30. Alle 2 arriva la famiglia a casa, mangiamo e poi magari ci rivediamo o nel pomeriggio o al massimo stasera in seconda serata alla solita dopo le 10:30, 11 così. Bye bye.
Okay. 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 Well, thank you. Okay. Bye bye.